Bloccare la curva per 3 partite. È questo una forma di evoluzione di quello che era il DASPO, che abbiamo notato non funziona più. Una provocazione, ma anche una proposta vera. L'FSP, Federazione Sindacale di Polizia, chiede di dare un segnale forte, di lanciare un messaggio chiaro ai tifosi violenti. Dove si verificano scontri con i poliziotti, chiudere per 3 partite le curve dello stadio. Bloccare quello che è la cosa che a loro in quel frangente è più cara. Naturalmente non bisogna generalizzare e non dobbiamo cadere nel rischio di generalizzare. Restano sempre degli eventi confinati a pochi, permettetemi il termine, cialtroni, violenti, aggressivi. Naturalmente non bisogna generalizzare, ma 27 poliziotti feriti con una prognosi superiore ai 5 giorni da Natale a oggi sono troppi, sottolinea il sindacato. Le centinaia di agenti del reparto mobile impegnati ogni settimana negli stadi italiani vanno protetti. Sindacato che chiede anche inasprimento delle pene, un maggiore impegno della politica e l'impiego di tutti gli strumenti tecnologici esistenti, a partire dai droni. Un altro strumento che è necessario in questo momento è quello tecnico, dotare i poliziotti dei droni, di tutti quanti quegli strumenti innovativi che la tecnologia in giro per l'Europa ci sta fornendo. È giusto adottarli anche in Italia. I droni sarebbero decisivi per la prevenzione degli incidenti. Le immagini consentirebbero infatti di anticipare le mosse dei violenti e di impedire che si arrivi allo scontro fisico. La palla ora passa alla politica.